Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Benvenuti ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Oggi siamo in una situazione insolita, non siamo al Caffè Pedrocchi come di consueto, perché il nostro ospite è un ospite importante, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il quale, pressato da diversi impegni istituzionali, ha preferito riceverci a casa sua. Benvenuto. No, grazie a voi, mi scuso, ma verrò anche a Pedrocchi. Il problema è che questo è un periodo molto incasinato. È un periodo importante. Nato sotto il segno dell'Ariete, certo, che è un segno un po' fumantino, intraprendente, qualche volta anche un po' impulsivo. Poi tra l'altro lei è nato nel 1968, che è un anno rivoluzionario per eccellenza. Un mix micidiale. Lei è nato a Conegliano, in provincia di Treviso, però poi ha vissuto in un piccolo paesino di 6.000 abitanti circa, che è Bibano di Godega di Sant'Urbano. Sì, Bibano è quello dei bibanesi? Esatto, è quello dei bibanesi, tanto è vero che noi siamo più famosi per i bibanesi come gressini che per i bibanesi come abitanti. Che poi pensi che quello era il panificio di Darè, perché se si legge bene nella scritta è scritto Darè, e Darè è il panificio del paese, ma un panificio che aveva 10 metri quadrati, e noi abbiamo avuto il privilegio di mangiare i bibanesi lunghi. I bibanesi sono noti perché sono un po' pane e un po' grissino. In politica è meglio essere un po' pane o un po' grissino? Bah, sarebbe meglio evitare i carboidrati, perché fanno ingrassare. E questo non lo dico contro i bibanesi, lo dico per usare così un esempio, no? Cioè, nel senso che in politica bisogna essere coerenti con le proprie idee e rispettare i cittadini, cioè quando dici sì è sì, quando è no è no. E i cittadini spesso non amano sentirsi dire di no, ma bisogna dire anche tanti no. Lei ha frequentato la scuola enologica più antica d'Europa. Pensi che ancora oggi nelle carte si legge, nelle vecchie carte, la Regia Scuola Enologica di Conegliano, l'Università di Conegliano. Tanto è vero che quell'impianto della scuola enologica poi venne copiato da molte realtà a livello nazionale e internazionale, e poi per farci sempre scuole enologiche. A proposito di università, poi lei si è iscritto ad Udine, alla facoltà di veterinaria, per questa passione per il mondo degli animali, una passione che in particolar modo è rivolta anche ai cavalli, se non ricordo male. Lei è anche istruttore di equitazione, ha fatto anche l'istruttore di equitazione. Sì, ma questo da studente l'ho fatto. Ma lei ne ha fatte di tutti i colori, da studenti, cameriere, cosa ha fatto? Il PR in discoteca, l'organizzatore di feste, l'insegnante privato di chimica, insomma non si è fatto mancare nulla. La chimica è sempre stata la mia passione. Ma che cosa le ha insegnato questi piccoli? Ecco, parliamo ai giovani, ad esempio, che spesso non affrontano anche questi percorsi o perché la paghetta la ricevono comunque dai genitori, o forse perché snobbano anche questi piccoli lavoretti prima di entrare a pieno titolo nel mondo delle professioni. Ma io posso dire, ma parlo della mia esperienza. Intanto io mi sono iscritto a Parma alla facoltà di medicina veterinaria, ho fatto 2 anni lì e poi gli ultimi 3 anni li ho fatti a Udine, mi sono laureato in scienze della produzione animale. Ai giovani dico questo, dico che quando ci arriva sulla scrivania un curriculum intonso, uno può avere anche 110 all'ode, ma se vedi che è solo andato a scuola, ti domandi, ma questo ha vissuto anche una vita normale o è sempre stato nell'ambito scolastico? Penso che sia fondamentale. Alcuni ragazzi fanno dei lavori anche umili e si vergognano, o meglio si autocensurano, non li scrivono nei curricula. Invece è fondamentale se hai fatto la babysitter, se hai lavato i piatti, se sei andato a zappare, cioè tutte robe che io ho fatto tranne il babysitter. Ma allora dico, è fondamentale perché dà uno spaccato anche del saper fare, del sapersi arrangiare. Quando io mi sono laureato nel 93, lo spread era a 600 punti. A proposito di spread. A proposito di spread. E c'era una crisi che mordeva, però insomma il mondo non si ferma. Direi il mondo non si ferma. 2 ragazzi dico, attenzione, perché tutto quello che voi vedete è classificate come persone fortunate e arrivate, che so, il presidente della regione, il giornalista che mi sta intervistando, il primario dell'ospedale, il medico di base, l'ingegnere che progetta le case, il preside della facoltà. Ricordatevi che tutti spariranno dalla circolazione. E oggi ci sono dei 15enni, dei 20enni, dei 25enni che diventeranno presidente della regione, il giornalista, il preside dell'università, il rettore. Quindi se quei posti non vi preparate a occuparli voi, ci sarà un vostro coetaneo che li occuperà. Questo è il mondo che non si ferma. Ma lo dico per mia esperienza, perché i miei coetanei nei miei anni che avevano il pessimismo cosmico, poi alla fine si sono ritrovati che ancora oggi hanno il pessimismo cosmico.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Tornando appunto a quegli anni, a 25 anni lei viene folgorato come San Paolo sulla via per Damasco e decide di entrare in politica Per puro caso. nella Lega Nord e Lega Veneto. Come è accaduto? Ma guardi, intanto io non ho mai fatto politica, non c'è, cioè, ho anche oggi delle gravi lacune rispetto alla Prima Repubblica perché non conosco i nomi, eccetera. Avevo due componenti. La prima, che per casa ogni tanto arrivava Paolo Gobbo, il capostipite, il fondatore della Liga Veneta, assieme a Rocchetta Lamarin, e ci veniva perché mio papà aveva un'officina meccanica, Gobbo vendeva le attrezzature ai meccanici. Quindi... Tanto è vero che il primo embrione di Liga Veneta in provincia di Treviso nasce nelle officine meccaniche. Ancora oggi i meccanici si ricordano di questo missionario che andava di officina in officina del Gobbo, quindi l'ambiente era quello. Dopodiché mi sono laureato e dovevano fare la lista nel mio paese e nessuno voleva candidarsi. Allora, per colpa o merito di 61 bibanesi che l'hanno votata per la prima volta in Consiglio Comunale, 61. Quindi lei è entrato in Consiglio Comunale. Sì, Poi è stata, per puro caso, per puro ripeto, caso. perché poi anche qui, diciamolo ai ragazzi, per puro caso perché nessuno voleva candidarsi. Quindi lei ha colmato una casella Io sono andato vuota. a fare il tappabuchi, cioè nel senso che ero appena laureato. Però l'hanno nominato capogruppo subito. Anche. Vabbè, ma cioè, non c'è... Perché sempre per puro caso, per i motivi di cui no, ma poi sono stato il più votato e così è accaduto. Certo. Però voglio dire che anche allora c'era l'opportunità di avvicinarsi alla Lega. È troppo facile avvicinarsi a un partito quando questo è pieno di voti. Oggi è molto più difficile, però molto probabilmente c'è qualche partito in embrione che fra 20-30 anni sarà un grande partito, non glielo so dire questo. E poi da quel momento è stata tutta un'ascesa. Ho fatto il consiglio comunale di maggioranza e poi l'ho fatto anche all'opposizione, quindi sono stato il capogruppo dell'opposizione. Mi hanno candidato in provincia, sono stato il più votato e quindi mi hanno fatto... Sì, il primo record infatti è questo. Cioè il mi più hanno votato... fatto assessore provinciale all'agricoltura e poi da lì sono diventato presidente della provincia 2 volte, vicepresidente della regione. E ricordiamo ministro, il presidente più giovane d'Italia, questo è... Ministro e poi presidente della regione. Per 2 volte nuovamente, anche qui sempre dei record, la prima volta con il 60% delle preferenze, la seconda volta con il 50%. Questa grande popolarità, secondo lei, così, da cosa deriva? I cittadini ormai mi conoscono, sanno che quando dico una roba la faccio, nel bene o nel male, e sanno che cerco di essere sempre di parole e puntuale nelle risposte, dopodiché ognuno valuterà. Guardi, se un amministratore, soprattutto dopo tutti gli anni che ho fatto io in regione, ha bisogno di fare le robe per avere il consenso, è meglio che stia a casa, nel senso che le cose le si fanno, cioè chi mi obbligava a fare la riforma della sanità che sto facendo adesso a un anno dalle nuove elezioni regionali, chi mi obbligava a fare delle grandi riforme, di prendere in mano la pedemontana e sbloccare tutti i cantieri, piuttosto che occuparmi della partita dell'ospedale di Padova che ho trovato incasinata e ereditata dopo 25 anni. Fai ste robe ma non le fai pensando con la contabilità come qualche ossessionato che è sempre lì per cercare di capire quanti voti prende. Poi a un certo punto devi anche capire che devi fare le cose per bene, poi se i cittadini capiscono bene, se no altrimenti la democrazia è una bella roba se scelgono un altro. Avan Spettacolo, The Dream. Lei ha accennato già a 3 temi che vorrei affrontare appunto con lei. Allora, intanto la partita dell'ospedale di Padova, che insomma
buona parte è già stata risolta, nel senso che le aree sono state cedute, Certo. sono previsti 900 posti letto nel nuovo ospedale ad alta specializzazione, 900 posti letto nel Giustinianeo e poi altri risultati brillanti come la nuova pediatria a Padova. È cosa fatta ormai? Ma sì, guardi, oggi noi possiamo dire che a differenza di tutto quello che è accaduto nel passato, abbiamo una pietra miliare ben piantata, che è quella di essere proprietari di un'area. Perché fino ad oggi non c'è mai stata un'area su quale fare l'ospedale. E per fare un ospedale ci vuole un'area. L'area c'è. La domanda che tutti fanno, ma sarà vero? Sì, sarà vero al punto tale che dico che da qui non si torna più indietro. Può andare male perché magari, e spero proprio di no, passeranno tanti anni, succederà quello che succederà. Però noi abbiamo l'area e chiunque, anche dopo di me, ha l'obbligo di realizzare l'ospedale in quell'area. Però al di là di queste estremizzazioni si farà, il nostro piano è di 6-7 anni e quelli sono i tempi che vogliamo rispettare, in un paese nel quale la burocrazia è una roba paurosa. Senta, l'ospedale Sant'Antonio invece che sorte avrà? Ma guardi, l'ospedale Sant'Antonio è destinato a chiudere perché poi si travasa tutto nell'attuale policlinico universitario che verrà riqualificato, verrà ripulito anche di molti immobili che non saranno più funzionali, verrà ripulita tutta l'area delle mura di Padova, quindi tutta l'area giustinianea, e quindi l'ospedale il vecchio Sant'Antonio verrà assorbito nel policlinico. Policlinico, per chi ci ascolta, non sarà più policlinico universitario, perché il policlinico universitario sarà a Padova Est, è tutto nuovo, e quindi un ospedale all'avanguardia che guarda al futuro con molta visione. Senta, restiamo in ambito sanitario. Questo nuovo piano sociosanitario che detterà le linee guida per i prossimi 5 anni per la sanità veneta, può anticiparci qualcosa? Ma guardi, noi ne abbiamo fatto uno nel 2012, lo ripetiamo ora e ogni 4-5 anni va rivisto, ma è un piano che guarda alla modernità. Guardi, noi abbiamo qualche giorno fa inaugurato la sala chirurgica multimediale di Bassano. Abbiamo dotato tutti gli hub provinciali, cioè tutti i grandi ospedali provinciali, e siamo l'unica regione che lo ha fatto, di robot chirurgici. Costano 1.600.000 euro all'uno. Noi facciamo la chirurgia robotica. Abbiamo grandi attrezzature. Vediamo che la chirurgia e la sanità in generale va verso la direzione dell'utilizzo estremo delle nuove tecnologie, del mondo digitale. Siamo sempre meno analogici, siamo sempre più connessi con il mondo. Pensi che in sala operatoria oggi c'è il chirurgo e il suo team e poi c'è un team esterno, virtuale, di professionisti che interviene in quella sala chirurgica con consulenze ad hoc in tempo reale, cioè una roba che mai era accaduta. Una volta il campo operatorio c'era il campo operatorio, quindi c'era il paziente e il chirurgo. Quindi è una sanità che cresce e va continuamente alimentata, è una sanità che va verso l'iperspecializzazione. L'ospedale generalista in futuro non esisterà più, nel senso che avremo l'ospedale dell'ultimo miglio per l'emergenza urgenza, per le lungodegenze e quant'altro, ma se tu vuoi farti l'abbiamo dimostrato con la senologia, il 95% dei tumori al seno ha un esito positivo in Veneto. Ma perché? Perché abbiamo fatto una rete oncologica veneta, perché abbiamo la breast unit e perché applichiamo la regola dell'iperspecializzazione, cioè la donna che ha un tumore al seno va nelle breast unit dove, tanto per iniziare, trova un chirurgo che minimo fa 150 interventi al seno all'anno. Non va più come accadeva 20 anni fa da un chirurgo che fa un po' di seni, un po' di ernie, un po' di appendiciti, qualche unghia incarnita. Ma cosa risponde ad esempio a chi teme che si vada verso un modello di sanità privata? Ma che è una puttanata, ma ne merita puttanata, ed è una vergogna che lo dicano anche, perché lo dicono solo per alimentare i dubbi nel cittadino. Cittadini, ascoltino me. Noi abbiamo fatto la scelta di essere da sempre la regione con minore incidenza dei privati e premetto che i privati per me non sono un problema. I privati sono un benchmark, ci aiutano anche a crescere perché sono più veloci di noi, ad esempio a comprare le attrezzature, a contrattarle, insomma lì sono più efficienti perché non hanno le gare, anche a comprare le prestazioni di qualche grande medico, perché noi abbiamo i contratti collettivi, loro entrano negli ospedali e dicono lei è un bravo chirurgo, venga da noi, la paghiamo al doppio, loro possono farlo. Però noi siamo la regione che ha fatto una scelta strategica di avere contingentata la parte dei privati al 12%. Si dica piuttosto che mancheranno in Italia 56.000 medici nei prossimi anni perché si è sbagliata la programmazione e la si finisca di andare a dire ai cittadini che se non ci sono i pediatri a Piove di Sacco o a Campo San Piero, anzi lo posso dire, a Campo San Piero non ci sono i pediatri, è colpa di Zaia che non li assume, no, è colpa del fatto che ne mancano quasi un centinaio in Veneto.
e non riusciamo a trovare pediatri, non riusciamo a trovare anestesisti, non si trovano medici. Questo è quello che sta accadendo in Italia. È inutile andare a dire ai cittadini che è colpa della regione che programma male, e così sarà sempre peggio. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.